tutti voi, buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Elettroshock. Questa sera siamo in diretta e parliamo di Sapremo, un progetto arrivato alla sua quarta edizione che proprio questa mattina a Udine è stato illustrato, è stato appunto annunciato da quelli che sono i suoi tanti protagonisti. Un progetto partito già nel 2018, un progetto di educazione alla salute, alla legalità che vuole promuovere anche la partecipazione attiva dei ragazzi in generale alla loro vita, che vuole anche sensibilizzarli rispetto ai rischi legati all'uso di sostanze, ai rischi legati alle dipendenze, ma possiamo dire più in generale ai rischi legati all'essere adolescente. Questo in una chiave assolutamente positiva, dialogando con i ragazzi, raggiungendoli direttamente nelle scuole. Un progetto nato prima della pandemia, che ha sofferto durante la pandemia ma non si è fermato, che però quest'anno può finalmente tornare in presenza, quindi in un dialogo, in un confronto diretto con i ragazzi. Sono già più di 3.000 quelli che sono stati coinvolti nelle scuole superiori della provincia di Udine, quindi numeri importanti, tenuto conto che siamo alla quarta edizione e che appunto di mezzo c'è stata anche una pandemia. Di questo parleremo stasera, lo faremo con i nostri ospiti, chiedendovi anche il vostro contributo, insomma se vorrete potrete partecipare scrivendoci dei messaggi con WhatsApp. Vi ricorderemo poi nel corso della trasmissione anche il numero. Vado allora subito a presentarvi gli ospiti che abbiamo qui in studio. Saluto e ringrazio intanto il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, per essere tornati nel nostro studio. Buonasera, al prefetto. Proprio la prefettura questa mattina ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del progetto. Un saluto al dottor Enrico Moratti, che è direttore del Dipartimento delle Dipendenze Area Udine di ASUFC, l'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, e poi Andrea Monculli, educatore professionale, anima del progetto Sapremo, che questa mattina ce lo ha raccontato e che ci spiegherà insomma come sta andando anche questo lavoro, questa iniziativa portata all'interno delle scuole. Nel corso di questa trasmissione vi proporremo anche delle testimonianze di chi quel tunnel terribile lo ha attraversato, e abbiamo voluto invitare qui questa sera anche un'associazione, l'Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga, con Lucio Tonelli, che è presidente, referente per quanto riguarda la provincia di Udine. Lo ringraziamo molto per essere qui con noi. E c'è anche Claudia Leonarduzzi, psicologa volontaria di questa associazione. Le ringrazio moltissimo per essere qui con noi questa sera. Per chi non conoscesse l'associazione, questa associazione riunisce genitori di ragazzi che hanno terminato questo percorso duro, difficile, a volte anche molto lungo, di uscita dalla droga, un percorso in comunità. Ci sono anche genitori che hanno figli, correggetemi se sbaglio, attualmente a San Patrignano, è così? Sì. È corretto. Insomma ci porteranno una testimonianza importante rispetto al tema che tratteremo oggi. Per partire io chiederei alla regia di sentire le parole che ha pronunciato questa mattina il questore di Udine, che ritengo siano una buona premessa per il tema che stiamo affrontando. Molto spesso parliamo di Friuli come isola felice, di Udine come isola felice. Ecco, forse è bene partire dalla realtà per poi appunto analizzare i fenomeni e capire come muoversi. Sentiamo le parole del questore D'Agostino. Devo dirle con estrema convinzione che il dato che mi viene restituito dal quotidiano è di una realtà in cui c'è un uso importante di sostanze stupefacenti. I continui arresti, i sequestri che stiamo facendo corrispondono evidentemente a una domanda, e laddove c'è domanda c'è offerta, quindi bisogna anche
valutare che tipo di interventi fare per far maturare appunto delle convinzioni che allontanino le persone dalla droga. C'è stato un incontro tra diversi attori, privati e pubblici, quindi un mix virtuoso che ha dato vita ad un progetto che vede oggi il quinto anno appunto di vetrina e siamo fiduciosi che questo potrà andare avanti con sempre maggior presenza di attori che contribuiranno appunto alla buona riuscita. Accanto alla nostra presenza, che è una presenza tra virgolette tecnica, nella quale in questo progetto in particolare noi illustriamo quali sono i rischi derivanti appunto dall'uso, dall'abuso, dallo spaccio anche di droga, perché è inutile negarci che anche questo è un tema che va affrontato. C'è poi il tema della possibilità di avvicinare i giovani e quindi di captare meglio la loro attenzione attraverso l'impiego, l'intervento di testimonial. Il dialogo migliore che si può avere con i giovani è attraverso le esperienze. E allora partiamo proprio da qui, intanto ricordando anche quali sono i soggetti, questo team pubblico-privato alla base del progetto Sapremo e quindi la Questura di Udine, l'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, in particolare il Dipartimento delle Dipendenze, la Prefettura di Udine, il Comune, l'Università sempre di Udine, la Consulta Provinciale degli Studenti di Udine, Confindustria Udine e la Danieli. Prefetto, partirei da lei, partirei dalle parole che abbiamo sentito dal Questore. Intanto questo dato che lui dice ci riporta il quotidiano, c'è un problema anche in questo territorio di uso di sostanze, se c'è offerta è perché c'è domanda. E poi entrando anche nello spirito di questo progetto, il dialogo migliore che si può avere con i giovani e attraverso le esperienze, che anche questo insomma credo sintetizzi bene che cosa si vuole fare con questa iniziativa. Assolutamente sì, quello che ha detto il Questore lo condivido in pieno. Noi siamo anche, come dire, una sentinella di quello che avviene nel territorio e il Questore l'ha anticipato, ma lo confermo. I dati sia sulle sospensioni di patenti a seguito di violazione dell'articolo 187, quello classico della tossicodipendenza, dimostra un'impennata che è casuale perché sono tutti come dire, controlli a volte occasionali o dovuti a incidenti stradali, ma che testimoniano sicuramente un'impennata dell'uso di sostanze stupefacenti. Non dimentichiamo sempre la dipendenza che comunque è anche quella legata al tabagismo e soprattutto quello dell'abuso di sostanze alcoliche che purtroppo anche lì mantiene un elevato livello di attenzione anche per noi. C'è poi un nucleo operativo che è quello che è costituito in prefettura per cosiddetto NOT, ai sensi della 309 del 90, e quello dimostra anche lì che l'aumento di incontri, quindi con i ragazzi che sono stati o a seguito di violazione del codice della strada o comunque di accertamenti occasionali, dimostra che comunque anche lì, con un aumento quasi raddoppiato degli incontri, quindi dei colloqui con i nostri operatori del settore, dimostra che il livello del fenomeno sta aumentando e si sta, come purtroppo l'abbiamo capito tutti, si sta abbassando moltissimo l'età. E questa vabbè, è una controprova di quello che purtroppo la nostra società, ma in tutti i territori, e ovviamente immune non è Udine. Allora, se volete, dicevamo, potete scriverci al 345 99 56 897, dipendenze. Avete paura per i vostri figli? Questo vi abbiamo chiesto. Naturalmente poi potete intervenire con le vostre considerazioni, riflessioni, anche domande agli ospiti che abbiamo questa sera in studio. Allora vado intanto dal dottor Moratti. È stato ricordato anche questa mattina come questo progetto abbia preso vita dopo un episodio drammatico che ha scosso moltissimo, profondamente tutta Udine e non solo la città. Una ragazzina di 16 anni trovata morta per overdose nel bagno della stazione di Udine. A quel punto, nel caso insomma, ci fossero dei dubbi, tutti quanti abbiamo preso atto
ritratto di un fenomeno che evidentemente esisteva anche in questa città nella sua forma appunto più drammatica, e ci si è chiesti cosa si potesse fare di concreto. Era arrivato insomma il momento di agire possibilmente in squadra, come si fa quando ci sono delle partite così importanti, anche delicate da affrontare. Sì, e da un momento tragico è nata un'iniziativa, penso, unica, o almeno tra le prime in Italia, in cui si sono trovati a riflettere su cosa poter fare, sia il pubblico che diciamo così, il privato, che soggetti privati, no? Io ricordo ancora l'allora questore, il dottor Cracovia e l'ingegner Benedetti, che ci chiamarono e ci invitarono a pensare su che cosa si poteva fare per evitare questi eventi che indubbiamente avevano scosso l'opinione pubblica, ma erano nient'altro che la spia di un fenomeno che diventava e che rischiava di diventare sempre più allarmante. Quella è stata la scintilla che ha portato poi a mettere insieme, lei ha già ricordato i numerosi partner, promotori del soggetto, a mettere insieme quindi diverse conoscenze, diverse esperienze, diverse anche professionalità per mettere a punto questo progetto che avesse come fulcro che cosa? Avesse come fulcro l'obiettivo di cercare di responsabilizzare gli adolescenti, i ragazzi su cui potevamo intervenire. L'obiettivo era, si diceva, di dargli degli elementi per consentirgli, aiutarli a fare un percorso per consentirgli di arrivare a fare scelte responsabili nel campo della salute, nel campo, dicevamo, della legalità, poi nel campo anche dell'autorealizzazione. In poche parole, a diventare dei cittadini a titolo pieno di questo paese. Ecco. E vado da Andrea Monculli, 3.000 ragazzi che sono stati coinvolti nelle varie edizioni dal progetto Sapremo. 3.000 sono tanti, dicevamo, soprattutto considerato insomma, il periodo della pandemia, che ha reso tutto più difficile, che non ha fermato il progetto Sapremo, ma che insomma sicuramente ha inciso. Sì, assolutamente, è un risultato incoraggiante e quindi ne siamo assolutamente contenti. Non ci ha fermato l'emergenza sanitaria, ma ci siamo un po' rallentati e abbiamo trovato nuovi strumenti, che sono quelli degli incontri a distanza, per raggiungere comunque le classi, gli studenti delle scuole superiori. Il progetto è rivolto alle classi seconde delle scuole superiori di tutta la provincia e anche quest'anno, insomma, adesso stiamo raccogliendo le iscrizioni per questo nuovo anno scolastico. Questa è una cosa importante. Sì. Le scuole che volessero partecipare sono ancora in tempo per aderire al progetto? Assolutamente sì. La modalità per iscriversi, tutte le scuole in qualche modo hanno ricevuto la pubblicizzazione del progetto e possono iscriversi attraverso la compilazione di un modulo di iscrizione inviandola alla mail dedicata, che è sapremo2019@gmail.com, e da lì parte insomma l'avventura per la classe. Ad ogni classe chiediamo ci sia un insegnante referente del progetto che in qualche modo è il nostro interlocutore e si crea rete, la prima rete che è necessario creare in qualche modo. Tra l'altro sono arrivati anche questa mattina stessa degli stimoli dagli stessi insegnanti, gli insegnanti che sono in contatto diretto con i ragazzi per tante ore nell'arco della giornata, che raccolgono spesso anche le confidenze, gli sfoghi dei ragazzi e magari riescono a percepire anche segnali che a queste famiglie un po' troppo distratte magari sfuggono. Sì, in questi anni Sapremo non è l'unico progetto che il servizio ha con il mondo scuola. E in questi anni in cui abbiamo incontrato gli insegnanti, tante volte sono uscite queste cose qua, il raccogliere le confidenze, l'osservare delle difficoltà, a maggior ragione dopo questi 2 anni che abbiamo vissuto, dove sono aumentate tutte quelle forme di disagio psicologico, che possiamo dire aspetti dell'umore, quindi depressioni, crisi d'ansia, di panico, ecco, che sono state anche ricordate poi dal bellissimo discorso che ha fatto il rappresentante della consulta stamane.
Ecco, e in qualche modo l'insegnante è una sentinella, è un osservatore privilegiato, è anche un modello per gli studenti e può avviare un percorso di anche presa di coscienza delle difficoltà e quindi anche dell'affrontare le difficoltà all'interno del gruppo classe, che è la seconda famiglia per un adolescente. Assolutamente, e visto che si citava il rappresentante della consulta degli studenti, tra le cose che ha detto c'è stata anche, insomma, noi ragazzi vogliamo essere protagonisti, vogliamo essere parte attiva nelle decisioni che riguardano il nostro futuro, no? E quindi partecipazione attiva, che è proprio uno degli elementi chiave del progetto Sapremo. Allora facciamo adesso una breve pausa per la pubblicità, poi ripartiremo proprio da una testimonianza importante di chi in quel tunnel terribile della droga, della dipendenza è entrato, e sentiremo appunto anche la voce delle famiglie che si trovano a vivere questa drammatica esperienza. Tra poco. Di nuovo in studio, in diretta con Elettroshock, il progetto Sapremo che è stato presentato questa mattina a Udine diventa per noi questa sera occasione per parlare, insomma, di questo fenomeno che interessa anche il nostro territorio. Siamo partiti proprio con le parole del questore che sottolineava questo aspetto. Inutile nascondere la testa sotto la sabbia, è bene insomma affrontare le questioni ed è bene affrontarle poi direttamente anche con i giovani, con i ragazzi. Abbiamo detto insomma i rischi in generale legati al semplice, tra virgolette semplice, essere adolescente. Vi annunciavo prima della pubblicità che insomma, avremmo ascoltato questa sera delle testimonianze. Sono testimonianze raccolte tempo fa, le avevamo già proposte qui questa sera a Telefriuli, testimonianze che nascevano proprio grazie al contatto con l'Associazione Nazionale Genitori Lotta alla Droga. Allora partiamo dalla prima testimonianza e poi insomma da lì continueremo con le nostre riflessioni. Sì, io all'età di 19 anni ho iniziato a vivermi delle insicurezze. Non sono stato in grado al tempo di chiedere una mano. La strada più facile per me è stata provare la sostanza. Dalla canna sono passato subito all'eroina. E da lì, da quando ho conosciuto l'eroina, è iniziato un calvario lungo 15 anni, di cui ho avuto anche 2 arresti per spaccio. Per me era quella era la mia vita. È cambiato dall'ultimo arresto. Subì una condanna, dovevo scontare una condanna in carcere e lì mi si è acceso qualcosa in testa, ho pensato forse è meglio darci un taglio, ma non era tanto per me, era più che altro per la mia famiglia, perché penso che dopo 15 anni di tossicodipendenza i miei erano ormai allo stremo. I miei erano allo stremo, ripartiamo da qui. Insomma, questa è una testimonianza, è una delle tante storie che voi insomma, nel corso degli anni avete non solo raccolto, ma della quale in qualche maniera vi siete fatti carico. È il dramma per il diretto interessato che affronta insomma, questo tunnel, come l'abbiamo definito, però ovviamente c'è una famiglia che a un certo punto del proprio percorso si trova alle prese con una situazione di questo tipo. Sì, buonasera a tutti, grazie per averci invitato. Noi siamo un'associazione di genitori che hanno avuto tutti dei problemi di tossicodipendenza al loro interno. Ci siamo costituiti 7 anni fa. Come associazione abbiamo cominciato a lavorare con San Patrignano, seguendo il metodo della comunità, perché anch'io ho passato un periodo in comunità, non come tossicodipendente, ma diciamo come educatore per capire come svolgere meglio
ecco, il compito che mi ero assunto. Siamo tutti volontari e cerchiamo di aiutare le famiglie che ci contattano. Che cosa succede all'interno di una famiglia quando improvvisamente si prende consapevolezza del fatto che c'è questo tipo di problema da affrontare? Ma dipende, non sempre le famiglie escono fuori, no? Tentano di celare al loro interno perché la droga è vergogna, no? Quindi si vergognano, non bisogna parlarne, cercheremo di risolvere da soli, intanto gli anni passano e poi alla fine si arriva al momento della testimonianza del ragazzo che abbiamo visto in cui bisogna prendere dei provvedimenti. Le famiglie di solito arrivano, sono veramente esauste, come dice questo ragazzo, e noi cerchiamo di aiutarle con la nostra esperienza a tirar via i sensi di colpa che hanno, perché il senso di colpa li distrugge e non hanno più forza per combattere. E quando diciamo che dopo un po' di tempo riusciamo in qualche modo a infondere un po' di più fiducia, poi subentra la voglia di far uscire e di aiutare il ragazzo. Noi abbiamo due gruppi, un gruppo che si occupa delle famiglie e un gruppo di cui c'è Claudia qui che si occupa dei ragazzi, e cerchiamo di aiutarli ad entrare in comunità. E allora vado da Claudia Leonarduzzi per capire come può cominciare un percorso da parte di un ragazzo che ha questo problema, si trova ad affrontarlo. Intanto già probabilmente la richiesta d'aiuto, se c'è, è un passo importantissimo. La richiesta d'aiuto inizialmente è un po' una costrizione da parte dei genitori, vengono in associazione perché sono i genitori a portarli. All'inizio tendono a non parlare, a essere chiusi in loro stessi, è difficile comunicare con loro, fino a che, grazie anche all'aiuto dei volontari che collaborano con l'associazione, dei ragazzi che hanno terminato il percorso, che ci aiutano, che comunque hanno vissuto sulla loro pelle questa problematica e quindi sanno cosa gli altri ragazzi stanno provando, i ragazzi un po' alla volta iniziano a capire che forse la strada che hanno intrapreso non è la strada corretta. Iniziano a capire che i genitori probabilmente c'è qualcosa in quello che i genitori dicono, le problematiche ci sono, iniziano a vedere che la sostanza è un problema. Lì durante le riunioni lo scopo principale è quello di far capire loro che la comunità è l'unico modo per poter veramente riprendersi in mano la loro vita. Trovandosi in un contesto protetto nel quale proprio sono in grado di essere al sicuro, non sono più nei luoghi che conoscono e che purtroppo la sostanza è a disposizione e purtroppo viene a cercarla. Cioè perché molte volte i ragazzi dicono noi dobbiamo chiuderci, noi dobbiamo, per non poter assumere sostanze, rimaniamo segregati in casa. Ma basta un niente, basta una difficoltà, escono e la sostanza è lì. E purtroppo, come dicevano prima negli altri interventi, l'età è sempre più bassa. I ragazzi hanno a disposizione le sostanze dappertutto, sul web, oltre che nelle scuole, dappertutto. Purtroppo è importantissimo lavorare sulla prevenzione, sul lavoro che stanno facendo, diciamo, è veramente alla base di tutto. Anche perché avete paura per i vostri figli? Sì, i genitori hanno paura per i loro figli. I figli tossicodipendenti non hanno paura per loro. Questa è la cosa, non hanno la paura finché non hanno la consapevolezza di avere un problema, che è quello che cerchiamo di creare in loro. E allora torno a questo punto dal dottor Moratti, è stata usata questa parola, prevenzione, questa mattina si è insistito molto, no? Si è detto quanto sia importante investire in prevenzione perché questo poi
evita di intervenire in forme che sono più difficili, quando il problema si manifesta, a volte quando è troppo tardi. La prevenzione appunto consente di evitare che questi problemi poi si manifestino in forme, insomma, come quelle delle quali abbiamo parlato. Però a volte c'è la difficoltà di trovare il modo giusto di dialogare con i ragazzi, con gli adolescenti, no? Abbiamo usato questa espressione. È un momento difficile anche quando non ci sono grossi problemi, però ecco, nel dialogo tra genitori e figli a volte ecco, i problemi nascono anche, quello che voglio dire è che nascono anche con problemi più quotidiani e non così gravi come quelli dei quali insomma stiamo parlando. Beh, c'è una difficoltà, penso, nel dialogo tra il mondo degli adolescenti e il mondo degli adulti, poi anche all'interno delle famiglie e così via. È una difficoltà che è legata all'essere adolescenti, per cui al cercare una propria identità, al riuscire a marcare un'identità, al trovare una propria identità, in qualche modo segnandola, separandola da quella dei genitori, da quella diciamo così, del mondo degli adulti, no? Però gli adolescenti hanno anche tantissime risorse, cioè ci sono delle difficoltà, ma hanno anche tantissime capacità e tantissime risorse, per cui se il canale di comunicazione, il canale si riesce a trovare e si trova, dopo saltano fuori delle cose, dei risultati incredibili. Il momento, diciamo così, culminante del nostro progetto poi è l'invito che facciamo alle classi di produrre un video, un brevissimo video, 2-3 minuti, su una tematica di quelle che hanno toccato durante il loro percorso, no? E in questi anni sono usciti dei video che altro che, cioè, sono veramente sono veramente anche degli insegnamenti e delle esperienze per noi adulti, che ci aprono delle modalità per vedere in modo diverso anche gli adolescenti. Anche Ecco. perché poi attraverso questi video realizzati dai ragazzi stessi riescono a raggiungere magari i coetanei meglio o comunque in una maniera diversa rispetto a quella, degli... Sono molto più efficaci di noi, cioè, i ragazzi riescono, proprio perché il gruppo a quell'età è la cosa più importante, un ragazzo che parla con un altro ragazzo è senz'altro più efficace di un adulto che parla con quel ragazzo, se quindi i messaggi che riescono a passare, che poi sono più messaggi che passano attraverso il cuore, diciamo, che attraverso il cervello, riescono a fare presa molto più facilmente, nel bene e nel male. Esatto, ecco. Nel bene e nel male comunicano tra di loro e si trasferiscono, insomma, concetti e esperienze in maniera molto efficace. Torno da Andrea Monculli proprio per raccontare anche di questa esperienza che è formativa anche per gli adulti che si approcciano ai ragazzi, le testimonianze che siete riusciti a portare all'interno delle scuole, che porterete, che vengono poi raccolte e anche reinterpretate dai ragazzi, perché questi video poi aiutano anche noi adulti a cogliere aspetti che magari c'erano sfuggiti fino a quel momento. Mentre ascoltavo le parole di chi mi ha preceduto, pensavo al fatto che l'adolescenza è sempre stato un problema. E personalmente la mia, insomma, penso, no, a diverse difficoltà e cose che ci sono state. Adesso ritornare a interfacciarsi con gli adolescenti un po' ti fa rivivere questo, ti fa capire la complessità che c'è dietro il trovare se stessi e trovare che posto nel mondo io voglio occupare, perché questo è il compito evolutivo dell'adolescenza. Quando si dialoga all'interno di Sapremo, per esempio, che è ispirato a una metodologia che si chiama Peer Empower Education, che vuol dire semplicemente dare delle informazioni a un gruppo di giovani affinché queste poi vengano trasmesse tra pari, no? È un po' quello che diceva anche il dottor Moratti. Ecco, e ci siamo portati anche veramente a riflettere anche a qual è la nostra presenza, il nostro ruolo di adulti all'interno per esempio del mondo scuola e così, no? E quello che ci viene rimandato in genere è l'importanza di esserci, nel senso che c'è una grande disponibilità dei ragazzi a mettersi in dialogo con noi, se noi siamo disponibili ad ascoltarli e anche a vederli, no?
credo che sia un po' l'esperienza di tutti, no? Se un po' pensiamo nella nostra storia, quel momento dove siamo stati visti nel profondo, no? Che qualcuno, magari eravamo giovani e qualcuno di più grande di noi ci ha capito, ci ha visto, ci ha ascoltato. Ecco, questa cosa qui è fondamentale, credo, e apre poi al dialogo. E apre al fatto che all'interno, insomma, c'è questo concorso di produzione di un video di 3 minuti, e in 3 minuti vengono raccontate delle storie o dei concetti che sono fondamentali, insomma, no? Io ho ancora impresso il primo video che ha vinto, insomma, la prima edizione, no? Che era in neanche 2 minuti ha raccontato di come da adolescenti ci si lascia condizionare, no? E questo condizionamento può portare del benessere o del malessere. Ad ogni modo, però, questo video si concludeva con il potere che ciascuno di noi ha, ciascun adolescente ha, alla fine di decidere, che è una cosa che forse ogni tanto ci dimentichiamo, e quindi la capacità di prendere decisioni che deve essere centrale nell'evoluzione. Dottor Moratti, ci scrive un telespettatore, senza voler assolutamente sminuire il problema della droga, però ci dice: credo che quello vero, il problema vero in Friuli sia l'alcolismo. I ragazzini cominciano a bere prestissimo. Beh, ma ha già accennato il prefetto, no? Noi tendiamo a fare la differenziazione tra le droghe e l'alcol, ma pare che dal punto di vista farmacotossicologico l'alcol è a tutti gli effetti una droga, e in Friuli, per la cultura anche che abbiamo, si inizia a bere sempre più giovani, ma soprattutto si inizia a bere con modalità che sono completamente diverse di quelle di 30-40 anni fa. 30-40 anni fa il bere era il cosiddetto bere mediterraneo, si beveva ai pasti. Adesso, soprattutto nelle fasce giovanili, non si beve ai pasti, si beve per sballare. Si fanno le cosiddetti binge drinking, cioè le abbuffate il venerdì sera, il sabato sera e così via, e l'alcol viene utilizzato come una sostanza, come altre sostanze, proprio per sballare, per alterarsi. L'alcol è la prima causa di morte in Europa nelle fasce giovanili tra i 15 e i 24 anni di età. Pensiamo soltanto agli incidenti automobilistici, no? Quindi una riflessione da parte del mondo degli adulti anche su questo fatto, no? Cioè riuscire a capire che non si può giustificare l'alcol e colpevolizzare le droghe. Bisogna educare, fare un'educazione a 360 gradi, ecco, diciamo così. E poi il tema che si sottolineava prima, no? Anche educazione alla consapevolezza, portare i giovani ad essere consapevoli delle scelte che fanno, delle conseguenze, no? Di tutte le scelte e delle decisioni che cominciano a prendere sicuramente anche già da adolescenti, se non ancora prima. Le conseguenze che purtroppo si hanno certe volte a seguito di decisioni, di comportamenti da adolescenti, no? Ad esempio, facevo prima degli incidenti automobilistici, quanto dolore può creare un evento del genere, no? Ecco, che è dettato dall'irresponsabilità, quel che vuoi, però anche a volte dalla mancanza di informazione, dalla mancata sensibilizzazione anche sul tema, no? Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con Elettroshock. Torno dal dottor Moratti perché qui arriva un'altra domanda. Mio figlio è sempre chiuso in camera, non parla. Che faccio? Entro? La risposta giusta non c'è. La risposta giusta non c'è perché esiste una risposta per ogni situazione. Bisognerebbe capire perché quel ragazzo, perché quel figlio è chiuso in camera. Dovrebbe capire che cosa fa in camera, dovrebbe capire se è abbandonato la scuola, se ha ancora rapporti con qualcuno, se ha ancora qualche amico, se non altro via online, eccetera. Non esiste entro o non entro. Forse il suggerimento sarebbe quello, ma prova a parlarci, magari anche al di qua della porta, o magari se ha uno smartphone, prova a parlarci attraverso lo smartphone, prova a parlarci tramite WhatsApp, cioè provare
a provare a instaurare, a riprendere un po' un colloquio con questo ragazzo, facendogli capire che qualsiasi difficoltà ci sia, insomma, ci siamo. Ecco. Per il resto dico, risposte universali non ci sono. Andrea Monculi prima faceva riferimento anche agli effetti della pandemia, a quello che ha creato nei giovani, a difficoltà inedite anche che si sono presentati, però è vero che tanti si sono chiusi in camera, questa volta proprio per colpa di quel virus, e si sono messi davanti al computer perché gliel'abbiamo chiesto noi, gliel'abbiamo imposto anche in una qualche misura. Ecco, questo ha avuto degli effetti misurabili anche nei ragazzi? Durante la pandemia la consulta degli studenti ci ha chiesto di trattare questo tema e allora abbiamo svolto un questionario, quindi un'indagine tramite questionario a 600 ragazzi della provincia di Udine ed è venuto fuori sì che hanno notato loro stessi, no? Quindi questo questionario anonimo riportava come avessero aumentato il tempo, ad esempio, dell'utilizzo di videogiochi, avessero ovviamente, vuoi per le misure restrittive, avessero diminuito la loro vita di relazione, i loro interessi, i loro hobby, ma che erano anche forse meno interessati poi a riprenderli nel momento in cui le misure si sarebbero allentate. E c'era questo senso di solitudine, di pesantezza. Un'altra questione che emergeva era come era comparso l'utilizzo di videogaming in maniera più importante, che è una delle nuove dipendenze da comportamento, e come molti di loro avessero cominciato a giocare anche durante le lezioni in DAD, poiché insomma potevano benissimo seguire la DAD in uno schermo e attraverso un altro device potevano giocare, no? E quindi questa cosa qui probabilmente avrà influito anche sul rendimento scolastico, quindi sul loro sentirsi efficaci, sul loro sentirsi capaci nel loro impegno di studenti. Ecco. Quindi assolutamente questo strumento che è stato necessario per portare avanti gli impegni durante questo periodo così difficile ha portato con sé anche dei rischi. No? Un po' tutti gli strumenti sono una questione un po' neutra, dipende un po' come li usiamo. E forse è questa la grande riflessione da fare. Abbiamo tanti strumenti, possiamo usarli in malo modo e quindi questa cosa qui ci mette in una situazione di rischio, oppure possiamo utilizzarli in maniera ragionevole. Certo è che è un nuovo elemento che si aggiunge al capitolo dipendenze, no? Questo è un po' il tema. Dicevamo, non parliamo solo di droga, c'è anche l'alcol, si aggiunge questo elemento e anche qui credo che l'età un po' alla volta si stia sempre più abbassando, perché ormai insomma i bambini della scuola primaria, bambini con meno di 10 anni hanno a disposizione questi dispositivi che appunto se usati in maniera non propria o comunque non con le competenze necessarie possono essere un'arma pericolosa. Avevamo detto prima del contesto particolare nel quale il progetto Sapremo è nato, appunto questa ragazzina di 16 anni trovata morta per overdose in stazione a Udine, poi l'allora prefetto di Udine Cracovia e l'ingegner Gianpietro Benedetti che in qualche maniera si incontrano, ne parlano e poi insomma chiamano a raccolta altri soggetti del territorio. Andiamo a sentire che cosa ci ha detto questa mattina l'ingegner Benedetti, che è presidente di Confindustria Udine, associazione che è coinvolta in questa iniziativa, in questo progetto, ma è anche presidente del gruppo Danieli, che è appunto tra i soggetti privati che sostengono l'iniziativa. Sentiamo. Il tema delle droghe è un fatto importante, abbiamo pochi giovani, teniamoli al conto, mettiamoli nelle condizioni di vivere bene, però va migliorata la soft skill. L'educazione della soft skill, della self-responsibility, fin dalle scuole elementari e dall'asilo, va alimentata per favorire ognuno a sviluppare i suoi talenti, la sua personalità ed essere un individuo che non solo chiede, ma mantiene un equilibrio tra il dare e l'avere, altrimenti non abbiamo o diminuiamo la capacità costruttiva e performante delle next generation. La fragilità della famiglia è in crescendo, creando delle problematiche ai bambini di
confidenza, di futuro, di ottimismo, eccetera, che nei soggetti più deboli poi lasciano dei segni per tutta la vita. E quando questa disarmonia familiare raggiunge certi livelli, evidentemente trovano il venditore specializzato già dalle medie che gli offre il paradiso terrestre, lo ingaggiano e poi questo è un cliente che continua per molto tempo in evoluzione. Sentendo le testimonianze dei ragazzi e cosa hanno patito per riprendersi e riguadagnare una vita normale, che abbia le emozioni normali, che abbia le felicità, anche le non felicità che la vita ci riserva, ma prese con equilibrio, e si vive la vita non artificialmente per pochi momenti, che poi è come scavarsi una fossa lenta che uccide praticamente il vivere di una persona. Torno dal dottor Moratti. Allora, qui vengono tirate in ballo anche le famiglie. Allora, partiamo dal presupposto che la dipendenza, qualsiasi essa sia, può capitare tra capo e collo in qualsiasi contesto familiare, più strutturato, meno strutturato, più o meno fragile. Però è un po' vero che, soprattutto dopo questi 2 anni, sono tante le famiglie che hanno risentito della situazione, che hanno dovuto affrontare tante difficoltà di tipo economico, di tipo relazionale e insomma è ovvio che in un contesto di questo tipo tutto è più difficile e magari può aumentare anche il disagio di bambini, di ragazzini che appunto non sempre cercano le risposte nel posto giusto o con le persone giuste. Beh, diciamo così, questi 2 anni sono stati 2 anni molto pesanti, non solo per gli adolescenti, sono stati molto pesanti anche per gli adulti. Banalmente, anche la vita familiare è stata sconvolta, soprattutto nei primi mesi. Il doversi ritrovare tutti insieme, tutto il giorno, in casa, quando ormai i figli facevano la loro vita, i genitori la loro vita e così via, cioè ha rimesso in movimento anche delle dinamiche all'interno della famiglia che, diciamo così, non tutti sono stati in grado a cui non tutti sono stati in grado di farvi fronte. Il fatto poi che molto spesso i genitori sono ritrovati da soli anche in quel frangente a essere l'unico elemento, diciamo così, educativo, perché non c'era la scuola, non c'era l'oratorio dove ci sono gli oratori, non c'erano le società sportive, dove sono cioè, tanti agenti educativi all'improvviso sono scomparsi. Per cui c'è stata una difficoltà anche all'interno, diciamo così, anche all'interno delle famiglie per quanto concerne il ruolo dei genitori. Al di là del Covid non si tratta di colpevolizzare le famiglie assolutamente quando c'è un problema di questo tipo. Si tratta, penso, di riuscire a fare un percorso insieme alle famiglie perché le famiglie riescano a trovare al proprio interno le forze e i modi per accompagnare la figlia o il figlio in un percorso di riabilitazione, in un percorso di guarigione. Ecco, questo è il compito che fanno sia Anglad enti così del terzo settore, sia anche come servizi pubblici. E allora ci sono un paio di telespettatori che dicono per evitare la maggior parte dei problemi che riguardano le dipendenze bisognerebbe avere più controlli in giro per Udine, controlli direttamente sulle persone e sui ragazzi. Allora c'è sicuramente un aspetto legato alla repressione, poi dopo viene da dire, certo se ci fosse meno domanda, se lavorassimo molto anche sulla prevenzione, mettessimo anche nelle condizioni i ragazzi, non solo ovviamente loro di fare scelte consapevoli, diciamo che forse le due cose unite possono davvero fare la differenza. I controlli da soli non ci risolvono il problema. Assolutamente, è ovvio che non è un fenomeno come altri che ci cade addosso.
e non faccio riferimenti a niente. Questo è un fenomeno dove ovviamente ognuno di noi ha le proprie responsabilità. Io nasco anche come genitore, quindi sono consapevole anche degli errori che uno può fare durante il suo percorso genitoriale. E l'attività di repressione che viene poi vista sostanzialmente male, perché ha tutte le sue conseguenze giuridiche, di impatto emotivo, è ovvio che è l'ultimo baluardo, però in questo sicuramente progetti come questo, dove tutti i soggetti condividono lo stesso obiettivo, può avere una grandissima valenza. Do molto rilievo e sicuramente al ruolo, per esempio, della consulta degli studenti. Ho ascoltato con attenzione le parole di chi lo rappresentava e fondamentalmente il chiamare la responsabilità, il ruolo di protagonisti dei ragazzi per me è fondamentale. E lì ovviamente che noi, che probabilmente come generazione abbiamo tantissime colpe, tantissime responsabilità collettive, perché siamo proprio, come dire, fallimentari da molti punti di vista, abbiamo ereditato un ottimo patrimonio e l'abbiamo dilapidato molto velocemente, io dico, la nostra fascia generazionale, ma senza dare colpe individuali, è un problema di massa, ma lo vediamo tutti i giorni con tante situazioni. Forse pensavamo che la pandemia in qualche maniera resettasse tante cose, poi alla fine siamo tornati come prima a fare e a ripetere gli stessi errori, con maggiori dipendenze che sicuramente i ragazzi si sono portati appresso perché sono stati coinvolti in angosce che non gli spettavano, non gli competevano. Adesso questi progetti, quindi il ruolo di protagonisti dei ragazzi è sicuramente fondamentale, quindi anche il ruolo che può avere la consulta degli studenti come corpo intermedio che fa dialogare i ragazzi con le istituzioni, a questo punto diventa utile perché sono loro quelli che possono essere più consapevoli degli errori e delle dipendenze dei coetanei e possono portarli rappresentandoli degnamente anche a noi. Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità, poi sentiremo ancora un'altra testimonianza e torneremo a parlare anche delle famiglie, insomma, che affrontano questo calvario. Tra poco. Di nuovo insieme con Elettroshock, ripartiamo allora da un'altra testimonianza di chi insomma, è stato a stretto contatto con la droga. Sono io che semplicemente mi sono isolato da un gruppo di persone, compagni di classe che erano, diciamo, normali, sani e piano piano mi sono avvicinato a dei gruppi di persone. Ho cominciato quasi a sentirmi grande e quindi ho trovato nella droga, diciamo, un punto di riferimento. La prima ovviamente è stata la cannabis, come per molti, ecco. Poi sono passato nel giro di un brevissimo tempo alle droghe pesanti, le ho provate quasi tutte, diciamo. Io ho avuto una consapevolezza che non sarei più tornato indietro perché non ho neanche mai pensato all'idea di fermarmi, perché io vedevo la mia vita come normale, ovvero appunto ci sono le persone che vanno a lavorare, ci sono le persone che fanno un determinato mestiere e io semplicemente ero un tossico e vivevo così. Ogni volta che mia mamma sentiva un'ambulanza temeva ci fossi io dentro, mio papà era sull'orlo dell'esaurimento, sì, hanno vissuto una bruttissima esperienza. E qui insomma no, di nuovo le famiglie, di nuovo le difficoltà di un giovane che una volta che intraprende quella strada ritiene di fare qualcosa di normale, no? Come se fosse un mestiere, una scelta di vita. Quanti ce la fanno ad uscire una volta che entrano in questo tunnel? Ma io non ho dati, ho i dati che mi passa la comunità. La comunità di San Patrignano su un campione di ragazzi di 30.000 o giù di là in 40 anni ha una statistica del 75% dei ragazzi che ce la fanno. Purtroppo il 100% non c'è. Il 75% che ce la fanno dopo aver deciso di entrare. Sì, quindi no? è un grande traguardo, perché il percorso dura 3 anni e mezzo, è molto duro, e quindi non tutti ce la fanno, però chi ha voglia di mettersi in gioco e di ritornare a vivere bene ce la fa.
Dicevamo prima, questo credo sia un aspetto importante, no? La presa d'atto che c'è un problema all'interno di una famiglia, non nascondersi, non aver paura, non vergognarsi, perché prima si interviene, più aumentano, no? Poi le possibilità di riuscire ad affrontarlo in tempo e a superarlo. Io volevo focalizzare un momento, no, il discorso sulle famiglie. Qui va benissimo fare prevenzione con i ragazzi. I ragazzi naturalmente conoscono le droghe molto bene, perché noi vediamo quelli che vengono, che ci insegnano determinate cose che noi neanche immagineremmo. Però noi, la mia esperienza, la nostra esperienza, è che arrivano famiglie che dicono: ma io, gli chiediamo da quanti anni è che suo figlio si droga? È 10 anni. E in 10 anni che cosa ha fatto lei? Ma io non ho mai trovato nessun aiuto. Dice: al SERT non voglio andare perché mio figlio non è tanto tossico, è tossico un po'. Quindi ho cercato psicologo, ho cercato... e intanto gli anni passano. Quindi io ho scoperto che le famiglie non sono informate. Le famiglie non hanno nessuna informazione sui passi che potrebbero fare per risolvere il problema. Allora, la prima cosa è il controllo dei figli, no? Il controllo dello zainetto, il controllare con chi vanno, controllare che le prime bugie che dicono sono sinonimo di qualcosa che c'è dietro, no? E poi questi veramente vanno dal medico di base, e il medico di base dovrebbe essere in grado di indirizzarli, invece non funziona così. Quindi c'è una mancanza di informazione sulle famiglie. Questo è quanto io ho sperimentato in tutti questi anni qui. E quindi bisognerebbe anche informare meglio le famiglie, perché non hanno nessuna informazione, non c'è un qualcosa che vada in giro a riunire le famiglie, a dire: state attenti ai vostri figli, come fanno, come si comportano, dare delle dritte. Non c'è. E questo io penso che potrebbe essere un altro filo, no, del discorso. Non solo i ragazzi, ma anche le famiglie. Bisogna informarle. Volevo chiedere che cos'è che manca a questi ragazzi, che cos'è che non trovano nella loro quotidianità e che poi li spinge su strade sbagliate? Beh, alla base di tutto c'è una grande sensibilità che hanno questi ragazzi, sono molto più sensibili rispetto agli altri e molte volte fanno difficoltà magari di interagire nel gruppo. Per interagire nel gruppo hanno bisogno di qualcosa che li porti ad avere la forza di riuscire ad entrare. Ed entrano con la droga perché la sostanza comunque dà la possibilità di essere più disinibiti, la possibilità di far parte proprio del gruppo, di identificarsi in un gruppo, che però purtroppo non è il gruppo di soggetti sani che ti portano a fare delle scelte sane. A un certo punto si trovano invischiati proprio in questo tunnel, chiamato proprio tunnel della droga, dalla quale non riescono più a uscirne. Allora, sentiamo le parole di questa mattina del sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Si è detto dopo quel tragico episodio del 2018, anche il Comune si è interrogato su cosa fare. Sentiamo che ha detto Pietro Fontanini. Abbiamo dotato la polizia locale di una sezione cinofila con dei cani antidroga proprio per arginare questo fenomeno, perché la diffusione della droga in città purtroppo c'è e dobbiamo insieme alle altre forze di polizia arginare questo fenomeno. Poi c'è tutto l'aspetto culturale che si fa nelle scuole, parlando con i ragazzi, spiegando loro i rischi che corrono con l'uso della droga, ma c'è anche questo aspetto su cui abbiamo dato un impulso forte con questi nuovi strumenti che sono i cani, addestrati proprio a scoprire gli spacciatori e bloccare gli spacciatori per fermare un fenomeno che purtroppo interessa un numero elevato di ragazzi e non possiamo accettare questa situazione. Ecco perché Sapremo è un bellissimo esempio di collaborazione con tante entità per dire no alla droga, per arginare questo fenomeno. Non sono solo le scuole, ma sono in pratica la stazione dove loro vanno a prendere le corriere per ritornare a casa, la stazione dei treni, tutti questi luoghi che vanno monitorati e vanno sorvegliati e noi ci stiamo impegnando perché abbiamo già ottenuto dei risultati interessanti scoprendo alcuni spacciatori e bloccandoli. E poi, come dicevo, bisogna insistere
con le famiglie, con i ragazzi, per spiegare che il rischio di entrare in questo tunnel terribile che è il consumo degli stupefacenti va bloccato e va evitato. E allora intanto ci è arrivata anche la testimonianza di un papà che dice di essere genitore di una ragazza che grazie all'Anglad è entrata a San Patrignano da 7 mesi. Questo dopo anni di calvario, anche questo genitore insomma sottolinea le difficoltà delle famiglie a diciamo, orientarsi in un momento della loro vita così delicato, così particolare, insomma quando c'è sicuramente molto disorientamento. Torno da Moratti, siamo in chiusura di trasmissione. Ecco, Sapremo vuole raggiungere anche le famiglie, non solamente i ragazzi. Abbiamo detto ritorniamo in presenza quest'anno, sono previsti anche degli incontri, dei momenti di confronto che di fatto sono aperti a tutta la cittadinanza, questo per tornare al problema che veniva segnalato, del fatto che a volte le famiglie non hanno gli strumenti, non hanno le conoscenze, non sanno come muoversi, cosa fare. Sì, il progetto prevede un intervento importante, soprattutto con gli studenti, però anche una serie di eventi pensati per il mondo degli adulti, in modo particolare genitori, educatori e insegnanti. Negli anni passati abbiamo avuto già degli incontri, purtroppo degli webinar in via online, penso con il professor Lancini, con il professor Pellai e così via, che sono il professor Maggi lo scorso anno, una figura carismatica anche del collegio, mi sembra. Sì, della trasmissione televisiva. Della trasmissione televisiva. Ecco, anche quest'anno abbiamo in programma, penso 2 o 3 eventi di questo tipo. Vediamo se riusciamo a farli in presenza, o almeno in forma blended, quindi in presenza e online, per venire, diciamo così, incontro a quelli che sono le esigenze dei genitori, le esigenze degli insegnanti, cioè le esigenze che si chiedono cosa fare con i ragazzi, come dobbiamo comportarci, a quanti anni possiamo dare il cellulare, banalmente, o se il figlio cambia amicizie, mi devo preoccupare? Ecco. Ci sono tante domande, no, che i genitori quotidianamente si fanno, non sempre trovano la risposta. C'è da dire però anche una cosa: chiunque genitore ha dei figli che vanno a scuola, indipendentemente da quale sia il ciclo, riceve da parte della scuola, anche attraverso i nuovi strumenti, penso a Classe Viva, no, tutta una serie di indicazioni su appuntamenti, su incontri che vengono organizzati nel territorio, che sono dedicati alle famiglie, che sono dedicate ai genitori, dove si affrontano queste tematiche con esperti. Poi dopo vai a vedere quanti trovano il tempo per seguirli, quegli incontri, quanti, non punto il dito contro nessuno se non contro me stessa, però le occasioni ci sarebbero, però è vero che a volte siamo davvero tanto distratti da tante altre cose, magari quelle fondamentali finiscono sempre in fondo alla lista, no? Sì, io dico però non continuiamo a darci la colpa, a crearci ulteriore senso di colpa. Vediamo di iniziare a fare delle cose, anche le cose più semplici. Noi in questi webinar abbiamo avuto una partecipazione al di là delle più rosee attese, quindi evidentemente c'è interesse. Forse magari anche il modo in cui viene proposto l'essere online, per cui uno, mentre sta cucinando, riesce anche contemporaneamente a seguire e a partecipare all'evento, diciamo così, no? Si tratta di far lavorare un po' anche la fantasia, certamente con l'impegno anche dei genitori, magari di prendersi carico fino in fondo del loro ruolo. Ad Andrea Monculli chiedo di mandare un messaggio ai ragazzi, alle famiglie che ci stanno seguendo, ma anche alle scuole. Se sono nel dubbio, partecipiamo, non partecipiamo, facciamo anche noi la nostra parte o no? Allora, alle scuole dico che insomma, se hanno dei dubbi che ci contattino, insomma, siamo operativi, quindi è
è una bella esperienza, insomma, chi l'ha fatta gli anni scorsi almeno ci ha raccontato questo, e quindi insomma, posso dire questo. No? Agli adulti ricordo il fatto che siamo modelli, che i modelli sono una cosa importante per gli adolescenti, perché gli adolescenti attraverso i modelli cercano di costruire chi saranno, e quindi tutti noi adulti siamo dei modelli e comunichiamo con quello che facciamo, con le scelte che facciamo, come ci comportiamo, e questo è importante. E quindi invito gli adulti a pensare ad essere dei bei modelli, di pensarci bene, dei modelli che ragionano con la testa e che vivono con il cuore, che non è una cosa semplice. Agli adolescenti dico la stessa cosa degli adulti, però di farlo insieme con qualcuno di cui si fidano, perché possibilmente fare le proprie scelte o scegliere anche confrontandosi con qualcuno che è più grande, e questo non per adeguarsi alle scelte dei grandi, ma perché è un'età particolare, quella dell'adolescenza, che è segnante, e fare le cose insieme in adolescenza aiuta a scegliere bene. Perfetto Marchesiello, abbiamo parlato di investimenti in prevenzione, possiamo concludere dicendo che è importante investire sui ragazzi, credere in loro, ascoltarli proprio, no? a livello base, comunque coinvolgerli, perché quando si riesce ad attirare la loro attenzione poi i risultati arrivano. Beh, sicuramente è l'unica formula vincente, credo. L'abbiamo sperimentata anche con altre iniziative, buon'ultima quella della sicurezza stradale, dove i ragazzi saranno primi attori e protagonisti, sicuramente anche le esperienze di loro coetanei che sono stati comunque coinvolti da problematiche simili. Parlo dell'educazione stradale, quindi degli incidenti stradali, è fondamentale, a maggior ragione in questo ambito, dove a questo punto la dipendenza e l'abbiamo capito, lo sappiamo tutti, ha molteplici aspetti e si esplica veramente con tante formule. Sono accentuate adesso anche dalle tecnologie, ma più ne abbiamo e più difficile ovviamente sarà la nostra attività. Quindi sono operazioni molto complesse, però questa sicuramente è un'iniziativa su cui noi come prefettura ci siamo inseriti e piacevolmente vorremmo infilarci e continuare a lavorare insieme. Parleremo sicuramente anche di sicurezza stradale, lo faremo coinvolgendo naturalmente i giovani, così come troveremo sicuramente ancora occasione per parlare di Anglad, con le famiglie, perché insomma qui la questione è assolutamente importante e se si può essere d'aiuto a chi si trova ad affrontare insomma difficoltà come quelle delle quali abbiamo parlato, beh, insomma, una mano tesa è una mano, insomma, che invita a essere raccolta in qualche maniera. Allora ringrazio tutti i nostri ospiti per essere stati con noi in studio questa sera, grazie a Fabio Di Bernardo, Chiara Miscori in regia, naturalmente anche a voi che ci avete seguito da casa. Alla prossima, buonanotte, arrivederci.